Il maltempo ha interessato anche le province di Udine e Gorizia, in particolare l'arco orientale, provocando improvvisi e intensi nubifragi mixati a grandine di piccole dimensioni. Le immagini in pochi minuti hanno fatto il giro dei social, come quelli pubblicati su Telegram da Meteo FVG Segnalazioni, che ringraziamo per la collaborazione. I fortunali non hanno provocato interventi da parte dei vigili del fuoco e delle squadre comunali della protezione civile o danni in particolare alla campagna. Domani mattina ci sarà tempo stabile, dal pomeriggio probabili rovesce e temporali sparsi sulla zona montana, verso sera poi probabili e frequenti temporali. Nella notte invece fra il 2 e il 3 giugno su tutte le zone saranno possibili a più riprese temporali forti con piogge localmente intense. Mercoledì in particolare, nelle prime ore, saranno ancora possibili dei temporali forti con piogge localmente intense, con vento da sud o sud-ovest anche sostenuto sulla costa. Al passaggio del fronte, possibili raffiche di vento sostenute o forti da nord. In giornata miglioramento con rovesce temporali residui, soffiera bora moderata sulla costa. Potrebbero verificarsi crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano, problemi alla viabilità. Si raccomanda massima vigilanza sul territorio, in particolare nelle aree adibite a campeggio in concomitanza con eventuali manifestazioni all'aperto, per predisporre tempestivamente misure di pronto intervento.